Si è svolta stamani presso la sede dell'INAIL di Agrigento la cerimonia ufficiale di apertura dello sportello INAIL CIP, Comitato Italiano Paralimpico di Agrigento, il cui obiettivo è quello di sostegno all'orientamento, all'avviamento e alla pratica sportiva delle persone con disabilità al lavoro, previste dal piano quadriennale di attività 2018-2021, sottoscritto a livello nazionale tra i due soggetti. Il servizio sarà aperto ogni primo e secondo giovedì di ogni mese dalle 10 alle 12. L'INAIL in questo modo interviene proprio per andare in aiuto ad un reinserimento dei disabili nel mondo, soprattutto nel mondo sportivo. Infatti serve proprio a questo, a incentivare la pratica sportiva, perché diciamo che da noi questo non è mai avvenuto in maniera molto presente. Adesso invece con questo sportello abbiamo fatto appunto una convenzione con il CIP per consentire anche ai disabili di informarsi e di prendere contatto appunto con il responsabile che darà tutte le notizie e si attiverà per far sì che questo si possa attuare. La cosa importante è che assisteremo molto per quanto riguarda il discorso dei disabili, anche perché, come vedete in prima persona, me ne sono voluto prendere carico proprio per cercare di stimolare di più e dire alla gente che dobbiamo cercare di metterci in evidenza, e mettersi in evidenza grazie all'INAIL, al CIP, ma anche alle associazioni, perché deve essere un lavoro fatto di squadra che tutti dobbiamo collaborare, e se tutti riusciamo a collaborare e ognuno di noi mette il suo pezzetto di puzzle, riusciamo a fare qualche cosa di bello. Noi ora infatti qua cercheremo durante il mese, stabiliremo le giornate e gli orari, che daremo visibilità a tutti i disabili al lavoro che possono usufruire di inserimento nella vita sociale, sportiva, lavorativa, di tutto e di più. Venendo qua non anticipiamo niente, ma venendo qua avranno notizie di tutto quello che gli potrebbe servire a tutti. Noi come Comitato Italiano Paralimpico, che mi onoro di rappresentare, abbiamo provveduto a fare questo protocollo d'intesa per far sì che lo sport sia aperto a tutti, come in realtà deve essere. Per noi questo è un motivo di vanto e di soddisfazione, in quanto permettiamo non solo ai disabili per quanto riguarda gli infortuni dal lavoro, ma a tutto il mondo della disabilità a 360 gradi, che sia fisica, che sia psichica, che sia disabilità intellettiva. Stiamo cercando di fare un lavoro certosino e ci stiamo riuscendo da questo punto di vista in tutta la provincia di Agrigento.